Siamo qui con Andreas Ronco, giornalista, blogger di Vicenza e Veneto Imbruttito. Senti, so che sei stato all'estero per oltre 14 anni. Oggi adesso è un po' la moda, tutti quanti vanno all'estero in cerca di lavoro, anche lavori umili. Però tu sei tornato, cosa ne pensi di questa situazione? Guarda, per me è stata una situazione un po', anche per me è stato un po' un cercare diciamo, la fortuna all'estero, no? Io poi sono andato perché mi ero innamorato, non proprio perché cercavo lavoro, ma ho dovuto crearmelo il lavoro lì e sinceramente per quello che ho studiato io, che io ho studiato comunicazione a Milano, e se non stavo a Milano, diciamo che qua in Veneto era una situazione un po'... Sì, mi ha dato un sacco di possibilità, insomma, sicuramente. E io credo che chi va all'estero abbia veramente delle possibilità di fare qualcosa che qua in Italia a volte, su certi settori soprattutto, non è possibile fare. Insomma, a me sinceramente ha aperto veramente aperto un mondo, ok? E questo mi ha dato anche l'opportunità, le conoscenze, le esperienze per poter tornare poi qua. Il tornare qua è stata un po' una cosa casuale perché poi ero qua in vacanza, ho fatto un video, ha funzionato, ma sapevo già come fare per riuscire, sì, esatto, ho rifatto un po' quello che ho fatto all'estero, insomma, ecco, con le conoscenze che mi ha permesso in questo caso Praga, perché io ho abitato a Praga 6 anni, poi prima in Germania 8 anni. E cosa ne penso? Penso che come esperienza ti apra la mente, ma al di là dell'andare via da qua, ok? Vivere con altre realtà, situazioni e mentalità ti apre la mente, insomma. Senti, dopo essere tornato in Italia, lo consiglieresti ai giovani oppure... Io consiglierei a prescindere un'esperienza all'estero, la consiglierei a prescindere, ok? Quindi dopo il scappare dall'Italia, quello no, ok? Perché comunque l'Italia, se si vuole, se si ha la buona volontà, se si hanno le idee, ti offre comunque tanto. Va bene, grazie allora Andrea Sarocco per la testimonianza e alla prossima.